Dopo le dichiarazioni del sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta in merito alla sua candidatura a sindaco di Venezia, immediata la reazione della Lega locale. Tra i temi toccati dal candidato del centro-sinistra è infatti quello spinoso delle grandi navi, che Baretta ha promesso di bloccare dalla laguna se sarà eletto. Il suo ruolo al governo sarebbe quello di, da veneziano qual è lui, di sollecitare una decisione, di mettersi intorno a un tavolo e decidere, ma bisogna ricordargli che il ministro dei trasporti è del suo stesso partito e quindi dovrebbe fare autocritica prima di tutto, prima di guardare gli altri. Non solo, Tomaello commenta anche una dichiarazione di Baretta che avrebbe fatto infuriare molti veneziani, ovvero il rilancio di Mestre tra le priorità in caso di vittoria. Un'uscita assolutamente fuori luogo, Venezia e Mestre sono due realtà diverse e bisogna tutelarle e ho sempre detto io a Mestre va data un'identità, ma assolutamente non si può dimenticare Venezia, ma lo dico soprattutto a lui che è residente a Roma da quello che so e quindi è meglio che torni un po' dalle nostre zone e capisca i problemi sia di Venezia che di Mestre.